Benvenuti a tutti, iniziamo a pregare la tredicina di Sant'Antonio. Possiamo rimanere a sedere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, concedici per sua intercessione una fede forte e umile. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, che hai reso Sant'Antonio operatore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra. Che in questo colpo e pieno di tensione possiamo essere testimoni della promozione umana e della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli, Rendici disponibili al servizio verso i malati, gli anziani e coloro che hanno bisogno di noi. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini, Proteggi nella tua paterna misericordia i viandanti, i profughi, gli emigrati. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo, Dona ai cristiani la gioia dell'unità visibile delle chiese. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, Fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia, Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo Dio. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
o Gesù misericordioso, che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione. Fa che ci acquistiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina, Fa che tutti coloro che sono al servizio di formazione sentano la loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore, che sei il padrone della Messe, per intercessione di Sant'Antonio, Manda molti consacrati sacerdoti nel tuo campo, tuo amore, zelo e di generosità. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, Per intercessione di Sant'Antonio, portalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Concedi a noi di accorparci sempre di più al suo amare sei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno, Orienta la nostra vita, donna la pace. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio prega per noi. Saremo degni delle promesse di Cristo. Signore, pietà. Cristo, pietà.
pietà. Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, Spirito Santo fuoco dell'amore. Antonio da Lisbona, prega per noi. Disprezzatore della gloria mondana, studioso assiduo delle scritture, docile ascoltatore della voce dello Spirito, entusiasta seguace di Francesco, ardente di zelo missionario, martire di desiderio, obbediente alla volontà del Signore, umile servo dei fratelli, ricercatore del silenzio, amante della contemplazione, uomo di preghiera, annunciatore instancabile della parola di Dio, strenuo lottatore contro le eresie, evangelista dei poveri, denunciatore dei mali della cristianità, profeta ardente della santità della Chiesa, fustigatore dell'usura e dei vizi, franco accusatore dei prepotenti, dolce consolatore dei poveri, difensore degli innocenti, predicatore schietto della verità, evangelizzatore dei lontani, testimone con la vita della parola annunciata, dottore evangelico della Chiesa, sapiente conoscitore delle Scritture, maestro di teologia nell'ordine francescano, vero frate minore, seguace
pace della povertà di Francesco. Obbediente in ogni richiesta del Signore. Uomo dal cuore puro e compassionevole, apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori, scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte, glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, santo che tutto il mondo ama, protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani, soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore.
La creazione giubili insieme agli angeli, ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo. Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico, mistero imperscrutabile, inaccessibile, ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari devoti di Sant'Antonio, accogliamo questa sera le comunità parrocchiali di Piombino Dese, Levada e Torreselle, con i parroci Don Tiziano e Don Giorgio Marangon, che presiede l'Eucaristia. Ci aiuterà a riflettere su Sant'Antonio, che nella celletta della visione ci invita ad accogliere con umiltà e speranza il Dio che si fa bambino. Al termine della celebrazione ci recheremo con la reliquia del Santo nella comunità parrocchiale di Piombino Dese per pregare assieme e chiedere la benedizione e l'intercessione di Sant'Antonio per le famiglie, i giovani, gli anziani, in modo particolare per gli ammalati. Insieme confessiamo i nostri peccati confidando nella misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà amati dal Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno,
che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Io pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Senza frodi imparai e senza invidia io dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio. Sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. Parola di Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande. Quelli che bramano la tua salvezza. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo,
finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il Capo, Cristo. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Argento pregiato è la lingua del giusto, e le sue labbra ammaestrano molti. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo, apparendo agli 11, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato e sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. È parola del Signore. Celebrare insieme l'Eucaristia in compagnia di Sant'Antonio ci conforta perché lui, potente intercessore, già qui sulla terra e ora in cielo, ecco, ci rende sicuri e forti di poter beneficiare dei frutti che l'Eucaristia, che ogni Eucaristia ci offre. E in questa 12ª stazione della tredicina di Sant'Antonio abbiamo la testimonianza sua di quanto sia stata importante per lui la vita vissuta nella virtù della speranza. Davvero lui ci attesta che quanto speriamo lo vedremo. Quanto speriamo lo vedremo. Antonio, infatti, poco prima di morire, ottiene di ritirarsi in preghiera qui a Campo San Piero
nel luogo che un nobile, il conte Tiso, aveva affidato ai francescani. E lo sappiamo, l'abbiamo sentito tante volte, ma ricordarlo, riattivarne la memoria, vuol dire anche attingere ancora oggi a quella grazia. Una sera il conte, dall'uscio socchiuso della cella di Antonio, vede sprigionarsi un intenso splendore. Spinge la porta e resta immobile davanti alla scena prodigiosa. Antonio stringe fra le braccia Gesù bambino. E solo dopo la morte del santo il conte racconterà quello che aveva visto. Ecco, la speranza diventa visione. Antonio era affascinato dall'umanità di Gesù, desiderava e cercava di vivere l'intimità reale con Lui. Questa sua speranza, in quella visione avuta dal conte Tiso, è realtà, si intrattiene col bambino Gesù in un rapporto di estrema confidenza. Ecco, ciò che si spera ci è donato di poterlo vedere. Ricordate Simeone e Anna, due anziani nel Tempio che attendono pieni di speranza la venuta del Messia. Vedranno pieni di gioia Gesù e lo terranno tra le braccia, lodando e glorificando Dio. Ecco, la speranza cristiana è un dono che dobbiamo chiedere, perché in certe situazioni io non vedo al di là di quello che mi sta succedendo e resto come prigioniero dell'evento e quindi incapace di vedere l'oltre, di vedere il domani. Mi sembra quasi che ormai quella prigione mi tenga chiuso in quel momento o doloroso o ansioso o preoccupato e non riesca più a far sprigionare dal mio cuore il poi promesso. Quello che c'è dopo è nelle mani di Dio, lo crea Lui, lo dona come provvidenza di vita. Ecco, la virtù della speranza non va confusa con l'ottimismo umano, che è un atteggiamento più umorale. Per un cristiano la speranza è la stessa persona di Gesù, è la sua forza di liberare e rifare nuova ogni vita. La speranza è un dono, Gesù è la speranza stessa. Speranza non è quella che di solito guarda il bicchiere mezzo pieno, quello è semplicemente l'ottimismo e l'ottimismo è un atteggiamento umano che dipende dalle variabili emotive. Ecco, la speranza è un'altra cosa, non è ottimismo. La speranza è un dono, è un regalo dello Spirito Santo. Per questo San Paolo dirà: la speranza mai delude. La speranza mai delude perché? Perché appunto è un dono che ci è dato dallo Spirito Santo. E i doni dello Spirito Santo, ecco, sono irrevocabili. La speranza è Gesù. E non possiamo solo dire io ho speranza nella vita, ho speranza in Dio. Questo potrebbe essere vaghezza o idealismo religioso. La speranza cristiana invece la si vive di fronte al darsi, al manifestarsi, al donarsi di Gesù. Gesù, spero in te che mi stai parlando, in te che sei vivo, spero in te che fra poco mi raggiungerai con l'Eucaristia. Spero in te che sei presente nel mio vicino di casa, che mi attendi nell'ammalato, che mi raggiungi nel povero.
spero in te che mi chiami con la voce di chi chiede aiuto. Ecco, questa è la speranza. E Gesù, nostra speranza, è un miracolo costante, il miracolo di riportarmi sempre nella dimensione di poter vivere proteso al domani, il miracolo di attendere con gioia che il Signore mi accorderà novità di vita. Non so se qualcuno ha visto La Passione di Mel Gibson qualche anno fa. Ecco, e quel film è davvero intensissimo e c'è una scena nella quale Gesù fa dono a Maria della speranza. Gesù cade a terra mentre sta portando la pesante croce, ha il volto tumefatto e tutto gonfio, non riesce neppure a pronunciare bene le parole perché ha la bocca deformata. Guarda fisso gli occhi di sua madre e Maria, distrutta dal dolore, tiene gli occhi fissi su di lui. Gesù, come meglio può, e tentando un sorriso, con tenerezza le dice: sto facendo nuove tutte le cose. E Maria, immersa in un mare di dolore e di buio, spera, rimane in speranzosa attesa di vedere il figlio con il corpo glorificato, però ce l'ha davanti un corpo deformato, abbruttito dalla violenza umana. Eppure lei spera mentre ha di fronte a sé ciò che non si potrebbe sperare, ma Gesù le dice: sto facendo nuove tutte le cose, proprio con questa mia passione le sto facendo nuove. Ecco, questa è la virtù della speranza, credere che mentre è buio dentro, attorno, sopra e sotto di noi, Gesù sta facendo nuove tutte le cose. Anche in questa pandemia Gesù sta facendo nuove tante cose e l'importante è crederlo fino in fondo. Ecco che il Signore, per l'intercessione di Sant'Antonio, ci doni la virtù della speranza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio
con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Signore Gesù, che proprio in questi luoghi si degnò di apparire bambino a Sant'Antonio. E diciamo: per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per la Chiesa in cammino nel mondo, perché mediti la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annunzia, preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per i nostri bambini, perché trovino nelle famiglie e nelle parrocchie un ambiente favorevole alla loro crescita ed educazione cristiana, preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per quanti sono provati dalla malattia, dalla mancanza di lavoro e dal bisogno in questo tempo di pandemia, perché siano sostenuti dalla solidarietà delle nostre comunità, preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per gli uomini del nostro tempo, perché siano aperti al messaggio di semplicità, di tenerezza e di fiducia che ci viene dal bambino Gesù, preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché confidiamo nell'amore materno di Maria e le esprimiamo la nostra devozione filiale, preghiamo. Per l'intercessione di Sant'Antonio, ascoltaci, Signore. Con le parole di Sant'Antonio ti diciamo: o Gesù, frutto benedetto di Maria, frutto dolce nel suo grembo, dolce nel presepio, infinitamente dolce nella gloria del cielo. Il tuo nome significa salvezza. Sii per noi, Gesù, cioè Salvatore, tu che ci hai dato l'inizio della dolcezza, cioè la fede, donaci anche la speranza e la carità, affinché vivendo e morendo in esse meritiamo di arrivare fino a te, che sei benedetto nei secoli dei secoli. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Umili e pentiti, accoglici, Signore, sia gradito questo sacrificio che oggi si compie. Amen, Signore. Fratelli, sorelle, continuiamo a pregare affinché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva per
Santifica, Signore, con la tua benedizione i doni che ti offriamo nel ricordo di Sant'Antonio e trasformali per noi in sacramento di salvezza, perché accostandoci al tuo altare siamo liberati da ogni colpa e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto e doveroso che tutti elevino il canto di ringraziamento a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per la ricchezza dei doni con i quali ha insignito il tuo servo Antonio. Inviandolo in mezzo al tuo popolo, predicatore del Vangelo e apostolo di pace, hai voluto che egli fosse sostegno degli umili per attuare il messaggio evangelico di giustizia, di verità e di amore. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci ad aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù ci ha congiunti a sé e ci ha introdotti e portati presso il Padre, e innanzi a Lui allora insieme preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci uno sguardo di pace. Pace a te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
nasce nella pace. La vera gioia non consuma il cuore, è come fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore. La vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell'oscurità. La vera gioia nasce dalla luce che splende viva in un cuore puro. La verità sostiene la sua fiamma, perciò non teme ombra né menzogna. La vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà. La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla. Le sue ali splendono di grazia, dono di Cristo e della sua salvezza, e tutti unisce come in un abbraccio, e tutti ama nella carità. La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia non consuma il cuore, è come fuoco con il suo calore e dona vita quando il cuore muore. La benedizione La vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell'oscurità. La vera gioia nasce dalla luce che splende viva in un cuore puro. La verità sostiene la sua fiamma, perciò non teme ombra né menzogna. La vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà.
Preghiamo. La partecipazione ai Tuoi sacramenti, Signore Dio nostro, alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha servito con amorosa dedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che hai costituito Sant'Antonio apostolo della sua parola e della sua misericordia e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere. Disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Clito santo dell'alma Padova, tutela e vanto, benigno guardami prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio, prega per me. Benigno guardami prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio, prega per me. Col vecchio il giovane a te sen viene, e in atto supplice chiede ed ottiene. Di grazie arbitro Iddio ti fe, o Sant'Antonio, prega per me. Di grazie arbitro Iddio ti fe, o Sant'Antonio, prega